Il Chiesi vuole riconquistare la vetta, ma deve vedersela contro una delle squadre più in forma del momento. Le 4 vittorie di fila nel 2020 hanno infatti ridato vigore a uno Stintino che punta decisamente a un ruolo da protagonista nel campionato di promozione. Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio dal Comunale di Chiesi, 19ª giornata del campionato di promozione regionale Girone B. La sfida d'alta classifica, come detto, è quella tra i ragazzi di Gianmario Rassu e lo Stintino. Chiesi che è secondo in classifica con 45 punti, meno 2 sull'Ilva Maddalena capolista, che aveva approfittato del KO interno dei neroverdi contro la Lanteri per sorpassare. Dopo il passo falso contro i sassaresi, la formazione di Rassu si è però ripresa bene grazie ai 2 successi contro il Santo d'Oro 2-0 contro il Fonni 4-2. Runino di marcia che parla, quello del Chiesi, davvero impressionante, di 14 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Chiesi che ha inoltre il miglior attacco del torneo con ben, pensate, 51 reti segnate, la seconda miglior difesa pari merito con la Lanteri che invece ne ha subito 13. Dall'altra parte uno Stintino, come detto, rinvigorito, sesto in classifica con ben 30 punti, che dopo aver sognato la Serie D sotto la guida di mister Udassi è ripartita con un gruppo nuovo. La squadra che era partita in maniera incoraggiante ma poi ha accusato un momento di crisi alla fine del girone di andata. Girone di crisi momento di crisi che pare decisamente tramontato. L'arrivo di Pierluigi Scotto ha infatti regalato 4 vittorie consecutive che proiettano la formazione di Pierluigi Scotto appunto al 6° posto in classifica. Diamo intanto le formazioni, tutto è pronto per iniziare qua al Comunale di Chiesi, manca davvero pochissimo al fischio d'inizio. Il Chiesi si presenta con il consueto 4-2-4 in fase offensiva, che si trasforma in un 4-2-4 nella fase invece difensiva. Cossu in porta, che rientra dopo 2 giornate di squalifica. I difensori sono Enrico Pes, Luigi Manchia, Alessandro Piga e Gavino De Palmas. Come detto, i 2 centrocampisti che fanno ripiego in sede di fase difensiva sono Oscar Foddai e Vittorio Spano, supportati dal capitano Salvatore Budroni e dal numero 4 Emanuele Fois. In attacco Aloia, autore di ben 16 reti, pensate, nella fase durante il campionato, e 4 durante la Coppa Italia. L'altro attaccante è Carlo Pintus, a disposizione sempre per la formazione di Gianmario Rassu Giovanni Sanna, Giacomo Ledda, Andrea Simula, Andrea Sanna, Antonio Ligios, Davide Sancis, Mirko Sanna, Stefano Lombardu e Nicola Pilicchi. D'altra parte uno Stintino che invece si schiera con il suo consueto 4-3-3, in porta Secchi Antonio, con il numero 2 Federico Bassanetti, con il numero 3 Cocco, con il numero 4 Mulas, con il numero 5 Romero, con il numero 6 Masala, con il numero 7 Christian Fois, con il numero 8 Mirko Del Rio, con il numero 9 Samuele Oggiano, con il numero 10 Michele Pulina, anche lui artefice di un gran momento con ben 7 reti delle 14 messe a segno dallo Stintino in questa prima avvio del 2020, con il numero 11 Marcos Lui D'Amico. A disposizione Francesco Mulas, Giovanni Sanna, Federico Arenoso, Stefano Sini, Roberto Sias, Riccardo Desole, Alessio Nuvoli, Davide Agri e Federico Anedo. Mercato molto attivo quello dello Stintino, che ha portato il classe 96 l'attaccante Federico Anedda in maglia bianco-celeste, ma anche Giovanni Romelo, l'ex Paternò, che ha una parentesi di recente nel territorio spagnolo, il difensore centrale che ha dato davvero tanto alla formazione di Pierluigi Scotto. È andato via invece Luca Ruggio, che si è accasato agli punti nel campionato di eccellenza. Minuto secondo, quindi appena iniziato il match, ancora il risultato ovviamente fermo sullo 0-0, gara che fa parte di un nutrito palinsesto su Directa Sport. Vi stiamo praticamente raccontando tutte le gare di cartello dei campionati regionali. Avete visto poco fa alle ore 21 la sfida tra Ossese e Nuorese. Questa invece è la gara programmata per le ore 22:30, ma ci sarà tanto da raccontare, tanto calcio anche domani, con le 2 sfide di seconda categoria del girone A, quella tra il Calcio Piri e il Club San Paolo, e quello, il derby invece del campionato di prima categoria, tutto Ozierese, tra Ozierese e San Nicola Ozieri, con le grandi ambizioni da parte di entrambe le squadre. 0-0 il risultato. Proviamo allora a prendere un po' di dimestichezza con i colori, con i giocatori in campo, con lo Stintino che attacca in questa prima fase, prova in fase di impostazione la formazione di Pierluigi Scotto. Prova a impostare ancora sulla sinistra la formazione ospite, recupera in mezzo al campo
la formazione del Tiesi. C'era stato anche un intervento irregolare da parte dei centrocampisti dello Stintino. C'è subito il lancio per il numero 9 Vittorio Spanu, pallone però troppo lungo, finisce fuori, dunque si ripartirà con un rinvio dal fondo affidato ai piedi molto abili di Antonio Secchi, giocatore dalle grandi capacità balistiche sia con il piede destro che con il piede sinistro. Nuova fase di impostazione da parte dello Stintino, che prova a ripartire il lancio lungo. Qua c'è da difendere il pallone per la formazione ospite, ancora però molto bene il pallone recuperato dai giocatori in maglia bianco-celeste. Il rinvio di Antonio Secchi, molto lungo, tutto facile per la difesa del Tiesi, che dunque può rilanciare. Si gioca ancora molto per via aerea in questa prima fase del match. Tiesi che solo adesso riesce a mettere il pallone a terra, no, invece non è così, prova a cambiare gioco molto bene il giocatore con la maglia numero 11 Francesco Aloia, come detto autore di ben 16 reti e capocannoniere del girone B del campionato di promozione. Non succede praticamente nulla qui al Comunale di Tiesi in questa prima fase del match, con lo Stintino che prova ancora una volta a ripartire. Lancio lungo qua per il giocatore con la maglia numero 10, l'attaccante Michele Pulina. Intervento irregolare da parte dei giocatori in maglia nero-verde, e allora sarà calcio di punizione affidato a Mirko Del Rio. Mirko Del Rio che proverà a mettere in mezzo sul pallone in questa occasione anche Luca Mulas. Sarà però con tutta probabilità il giocatore con la maglia numero 8 a mettere in mezzo questo pallone. Arriva il tiro di Del Rio, che prova, decide anche volontariamente di trovare subito il fendente diretto in porta, pallone che per poco non va a sorprendere Cossu, che però si fa trovare pronto, si distende molto bene alla sua sinistra. Sarà dunque calcio d'angolo per la formazione dello Stintino quando siamo al minuto 5 del primo tempo. Arriva dunque il corner, qua impatta male l'attaccante dello Stintino, allora si riparte con questo rinvio lungo che però finisce fuori. Ancora per la formazione ospite. Si riparte per le vie centrali con lo Stintino che dà fiato alla manovra per vie orizzontali, ancora dei piedi di Del Rio che decide di giocare ancora per vie orizzontali per il numero 6 Masala. Ancora pallone per il difensore centrale della formazione dello Stintino, pallone qua lungo che non trova nessun giocatore in maglia bianco-celeste. Allora il Tiesi che può provare a ripartire, lo fa molto bene con questo lancio in profondità per Vittorio Spanu, che prova ad allungarsi sulla sinistra. C'è l'1 contro 1, c'è una posizione di offside rilevata da parte del direttore di gara, che ricordiamo è il signor Federico Sana di Oristano, coadiuvato da Giuseppe Paolino de Alghero e Roberto Solinas di Sassari. Dunque sfuma questa occasione con questo bel lancio in profondità a favore di Vittorio Spanu, che però si fa trovare in posizione di offside, e allora è lo Stintino che può ripartire quando siamo al minuto settimo, esattamente 6:35 del primo tempo. Si riparte da Federico Bassanetti, pallone facilmente intercettato da parte della difesa del Tiesi, pallone però troppo lungo che finisce nella zona presidiata da Antonio Secchi, che può ripartire dai piedi di Giovanni Romero, come detto altro arrivato del mercato di gennaio della formazione dello Stintino. Tiesi che qua recupera ancora molto bene, pallone che viene lanciato ancora dalle parti di Vittorio Spanu. Spero che questa volta riesce a tenere la palla in campo, prova il tentativo di servire a rimorchio il compagno di squadra, pallone che viene però facilmente intercettato ancora dalla formazione ospite, che prova ancora a ripartire con Mirko Del Rio. Fasi di controllo, fasi di studio della sfida qui, ricordiamo 19ª giornata del campionato di promozione Girone B. E qui viene rilevato un intervento irregolare da parte di Giovanni Romero.
E sarà dunque ancora un calcio di punizione, il secondo per lo Stintino, con un nuovo calcio di punizione. Si incarica ancora una volta di questa punizione il numero 8 Mirko Del Rio. Confabula Del Rio con Giacomo Cocco, il terzino sinistro. Probabilmente si incaricherà lui col suo mancino di questa calcio di punizione. No, non è così. Colpisce invece ancora una volta Del Rio, che decide ancora una volta di calciare direttamente in porta. Dunque registriamo il secondo deciso calcio di punizione direttamente in porta da parte del numero 8 dello Stintino. Questa volta impensierisce in maniera decisamente minore l'estremo difensore del Chiesi. 0-0 dunque ancora il risultato quando siamo al minuto 9 del primo tempo. Secondo calcio d'angolo però ancora per lo Stintino, che prova a mettere in mezzo ancora con personalità in questa fase iniziale del match. Arriva il cross ed è ancora lo Stintino che può provare ancora a mettere in mezzo con questo bello passaggio filtrante per i compagni di squadra in mezzo all'area. Pallone che viene ancora recuperato da Oggiano. Si riparte però ancora per vie centrali. Tiesi che fa fatica a conquistare il possesso di palla per impostare una fase assolutamente contenitiva da parte della formazione di Rassu. Continua a spingere ancora lo Stintino, che conferma il buon momento di forma e conquista il terzo calcio d'angolo del match, quando sono passati poco meno di 10 minuti. Il calcio d'angolo che viene battuto molto rapidamente da parte dello Stintino e arriva anche il palo pieno colpito dallo Stintino, insomma, che conferma l'ottimo momento della formazione ospite, che non solo con personalità ma anche con, direi, ottime trame sta costruendo delle buone situazioni di vantaggio dal punto di vista tattico. Qua il palo dunque che andiamo a registrare al minuto 10 del primo tempo, palo del numero 10 Pulina, che dunque ha rischiato di mettere a segno il suo ottavo gol dall'inizio del 2020. Ancora Stintino in attacco, Tiesi che è decisamente in difficoltà in questa fase iniziale. Ancora lo Stintino che prova con equilibrio, con diligenza tattica e anche con buoni scambi nel breve a mettere in mezzo ancora questo pallone. Ora c'è il recupero da parte della formazione di casa, che prova a uscire da questo pressing altissimo da parte della formazione di Scotto. Qua è molto bravo, prova ad andare via il numero 11 il numero 11 Francesco Aloia, no, il numero 10, si trattava esattamente di Carlo Pintus. Intervento irregolare da parte della difesa dello Stintino e dunque si riparte con un tentativo di riaffacciarsi in avanti da parte della formazione di Gianmario Rassu. Pintus che prova a lanciare in mezzo per il compagno di squadra, per Oscar Foddai, pallone che però è troppo lungo e finisce direttamente fuori. E sarà dunque rinvio dal fondo per la formazione dello Stintino. Minuto 12, decisamente in vantaggio soprattutto nel possesso di palla la formazione ospite. Ha pazienza, ma dimostra di saper verticalizzare anche molto bene la formazione di Scotto. Si riparte ancora dai piedi di Antonio Secchi per vie centrali, tutto da costruire dai piedi di Mirko Del Rio e poi il lancio ancora per la corrente di sinistra. Qua il pallone è decisamente impreciso, finisce fuori e c'è anche qualche problema muscolare da parte di un giocatore dello Stintino. Si avvicina prontamente il numero 11 Marcos Luis D'Amico a
capire qual è la vera entità dell'infortunio. Sembra tutto ok, inizia a correre l'esterno sinistro dunque della formazione in maglia bianco-celeste. E arriva anche il pronto scatto da parte di Giacomo Cocco, dunque tutto ok, si può ripartire, il minuto è il 14esimo, 13:20, 0-0 il risultato qui al Comunale di Tiesi per questa 19esima giornata del campionato di promozione regionale Girone B. Tiesi che tenta l'assalto alla vetta sperando in un passo falso da parte della capolista Ilva Maddalena. 2 sono soltanto i punti che distaccano le prime 2 forze del campionato. Ancora Stintino che dà molto bene fiato alla manovra, ancora per vie orizzontali, si riparte ancora da Cocco sulla sinistra, ancora per vie centrali, qua il pallone però è impreciso, recupera ma ha il problema di girarsi il numero 7 dello Stintino Oscar Foddai, ci riesce, guadagna una rimessa laterale. Tiesi dunque pian pianino può guadagnare qualche metro e provare a iniziare a impensierire la formazione ospite. Ancora Foddai che riesce a mantenere il pallone in campo, prova ancora ad andare via, c'è però il pronto ritorno anche con una doppia difensiva da parte dello Stintino che può dunque riniziare ad impostare la propria manovra offensiva. Come vedete uno Stintivo che decide di costruire soprattutto sulla sua fascia sinistra dove c'è l'esperienza di Giacomo Cocco. Pallone ancora in alleggerimento per Antonio Secchi, altra trama è l'utilizzo più volte da parte dell'estremo difensore dello Stintino per dare un po' di respiro alla manovra. Un Tiesi che a dire la verità non sta pressando in maniera particolarmente alta, almeno in questa fase del match. Tiesi che però riesce adesso a recuperare il pallone, lancia molto bene per Foddai, anche in questo caso però si fa trovare pronta la retroguardia dello Stintino che può dunque impostare. Ancora con Cocco che lancia adesso sulla sinistra, riesce a mantenere anche il pallone in campo Michele Pulina. No, non è così, pallone che finisce fuori e dunque sarà c'era probabilmente un offside da parte di Michele Pulina e dunque si ripartirà con un calcio di punizione affidato a Cossu che decide di lanciare molto lungo e di servire ancora una volta Foddai a lunghe falcate, riesce a guadagnare qualche metro, pallone però che è troppo lungo e palla che finisce fuori dal rettangolo di gioco. A parte le 2 occasioni dello Stintino, tutte su punizione, tutte da parte di Del Rio, non si è visto granché in questi primi 16 minuti della sfida che però siamo certi regalerà sicuramente con l'avanzare del cronometro, con l'avanzare delle lancette, ben altre emozioni. Ancora Stintino a costruire. C'è più tempismo da parte dei giocatori con la maglia bianco-celeste nel recupero della palla, nel fraseggio, soprattutto nel breve. Un Tiesi che fa fatica a conquistare, almeno in questa fase, lo stesso possesso della sfera. E allora ancora lo Stintino a costruire e a chiamare a rapporto il suo estremo difensore Antonio Secchi col cronometro che scorre, minuto 17esimo. Secchi che lancia verso il compagno di squadra, qua impreciso il controllo da parte della retroguardia dei padroni di casa e Stintino che ancora riparte da numero 5 Romero, giocatore di soprattutto buona prestanza fisica, difensore centrale arrivato nel mercato di gennaio proprio per limitare i danni soprattutto nella fase difensiva. Ancora Romero e ancora Stintino per vie orizzontali, gioca con i suoi 2 centrali, Masala e poi Cocco. C'è un intervento irregolare fischiato ai danni dello Stintino
realtà questo ci è sembrato un intervento abbastanza fortuito, non ci è sembrata la volontà da parte del giocatore di casa. In ogni caso sarà comunque calcio di punizione per lo Stintino quando siamo al minuto 18° del primo tempo. Non ha fretta la formazione di Scotto, che continua a costruire, lo fa soprattutto sull'out sinistro con Romero. Attenzione al pressing, Tiesi che accenna un piccolo colpo di reni soprattutto in fase di pressione offensiva, ma deve stare attento a non scoprirsi. Qua uno scontro fortuito di gioco, il lancio di Kossu, recupera ancora però della formazione ospite, ancora con Masala che serve molto bene qua Oggiano. C'era la corrente sulla destra che riesce a recuperare il pallone Del Rio, che prova a fare da filtro per i compagni di squadra. Non c'è però nessun giocatore in maglia bianco-celeste sulla linea della palla, e dunque pallone recuperato ancora dal Tiesi, che qua commette ancora un fallo con il numero 2 Enrico Pes, e dunque sarà ancora un calcio di punizione con animi che si accendono improvvisamente, ci sentiamo dire anche laddove non c'è assolutamente bisogno, sia perché la sfida è solo nelle sue battute iniziali, siamo appena al 19° minuto e 23 secondi, ma anche perché è stata fino a questo momento una sfida assolutamente corretta, una sfida molto molto tattica. E allora arriva il calcio di punizione numero 4 per la formazione ospite. In questi primi 20 minuti almeno 2 di questi calci di punizione hanno poi creato delle vere e proprie occasioni per la formazione ospite. Prima l'intervento da parte di Kossu, che si è ben disteso sulla sinistra, e poi il pallone che viene invece deviato dal difensore. Queste sono le 2 occasioni che possiamo registrare in questi primi 20 minuti di gioco. Attenzione però, perché adesso c'è una nuova giocata da parte dello Stintino, che decide di rinunciare al calcio di punizione diretto e invece gioca a 2, mettendo in piedi una bella trama offensiva che parte come di consueto dalla corsia di sinistra, pallone che poi viene messo in mezzo ed è Del Rio a provare a colpire al volo, pallone però che viene colpito probabilmente fuori equilibrio e finisce fuori dalla porta almeno un metro e mezzo sopra la traversa, difesa da Kossu. Questa dunque è l'altra occasione per lo Stintino, questa in realtà una delle meno pericolose di questi primi 22 minuti di gioco. La registriamo comunque al minuto 21° dunque. Del Rio a regalare una sorta di piccolo vantaggio ai punti almeno da parte della formazione ospite. Un Tiesi dormiente in questi primo quarto di gara, un Tiesi che deve probabilmente trovare le misure alla formazione ospite. Il lancio per Vittorio Spanu, che mette molto bene la palla, prova ad andare via, ci riesce col suo mancino. Qui è pronta però la difesa da parte dello Stintino, ancora Spanu che prova ad andare via, recupera, anzi non è così, Spanu che ha toccato per ultimo e dunque sarà rimessa laterale per la formazione dello Stintino. Non sono d'accordo i giocatori del Tiesi e non è d'accordo neanche il numerosissimo pubblico accorso qui al Comunale di Tiesi. Riporta all'ordine il signor Federico Sanna di Oristano e dunque si riparte dalla costruzione dell'azione da parte della formazione di Scotto. Prova a salire la difesa del Tiesi. Lancio di Secchi, nessuno delle 2 squadre mette giù e allora il pallone si spegne a centrocampo, ma è pronto e rapido lo Stintino a provare a ripartire. Qua un altro fallo da parte dei giocatori in maglia nero-verde.
E un altro calcio di punizione che dunque è il numero 5, anche se qua da distanza decisamente ragguardevole per lo Stintino. Ha qualcosa da dire anche il mister Gianmario Rassu. Anche in questa occasione in effetti non ci è sembrato di vedere un contatto così vivo da giustificare il fischio di un calcio di punizione. Così però è la decisione da parte del signor Federico Sanna di Oristano, e allora ancora un calcio di punizione affidato ai piedi di Cocco, che decide di ripartire ancora per linee orizzontali da parte, dalle parti di Romero. Masala, il pallone probabilmente tornerà nei piedi di Romero, e così accenna ancora qui un tentativo di pressing. Vittorio Spanu, ancora Secchi, lancio, rinvio molto lungo da parte di Secchi a cercare la corrente di sinistra dello Stintino. Svetta più alto di tutti il giocatore con la maglia numero 6, Gavino De Palmas, pallone però che finisce ancora una volta fuori dal campo. Non è una bella fase di gioco, non lo è stata in questi primi 24 minuti. Qui abbracciato, infatti è così. Rileva l'irregolarità il direttore di gara, Oscar Foddai, trattenuto. E allora arriva il calcio di punizione numero 2 per il Tiesi, affidato ai piedi del numero 10 Carlo Pintus, che proverà con tutta probabilità a mettere in mezzo questo pallone. Solo Emanuele Fois a coprire in chiave difensiva. Sale invece anche Gavino De Palmas, prova a sfruttare tutti i centimetri il Tiesi, pallone che però viene servito non in maniera corretta da parte di Pintus, pallone che finisce fuori, e dunque nuova rimessa laterale per il Tiesi, che accenna una piccola reazione. Ancora per Pintus, ancora tocca per ultimo il giocatore dello Stintino, e dunque sarà rimessa laterale dalle parti della bandierina del calcio d'angolo. Ancora per il Tiesi, a terra un giocatore dello Stintino. Intervento irregolare secondo il direttore di gara, e dunque sarà rinvio dal fondo per la formazione ospite, affidata ancora una volta ai piedi di Antonio Secchi. Ricco il weekend di Director Sport, non solo calcio, vi abbiamo regalato il futsal regionale di C2 nella sfida tra Icnos Sassari e Budoni Calcio a 5, sfida che avete visto oggi alle 19 sulla nostra pagina Facebook. Ieri è stata anche la grande giornata della Raimond nel massimo campionato di pallamano, con la bella vittoria contro Cologne. E poi la bella vittoria del Cus Cagliari contro le azzurrine dell'High School Basket. Parlo ovviamente in questo caso di basket Serie 2 femminile. Torniamo però a raccontare quanto sta succedendo qua al Comunale di Tiesi, con lo Stintino che prova ancora ad affondare quell'intervento precisissimo da parte della difesa del Tiesi, pallone che finisce fuori. Minuto 27esimo, 0-0 ancora il risultato. Rimessa laterale per la formazione ospite. Mette in mezzo ancora lo Stintino, pallone un po' lungo, riesce però molto bene nel controllo D'Amico, che poi filtra questo, riesce a far filtrare molto bene questo pallone per il compagno di squadra. Tocca per ultimo il giocatore del Tiesi. Allora arriva il calcio d'angolo numero 4 per la formazione di Pierluigi Scotto. Nessuno di quelli battuti in precedenza ha creato delle grandi difficoltà alla formazione di casa. Attenzione però, perché lo Stintino continua a mantenere il controllo del gioco. Molto bravo qua Cossu a anticipare, poi anche a evitare quello che poteva tradursi in un pericoloso intervento l'attaccante ospite. Cossu che rientra dopo 2 giornate di squalifiche, dimostrando di avere un ottimo stato di forma, comunque almeno in questa fase iniziale
suo l'intervento sul primo calcio di punizione di Del Rio nei primi minuti della sfida. Attenzione perché qua il Tesi riesce a recuperare molto bene la palla, ha il problema di girarsi, poi c'è il tiro destro di collo pieno, ancora però il Tesi in attacco, ancora un tentativo offensivo da parte del Tesi e qua attenzione perché qua sarà sicuramente oggetto di attenzione, oggetto di moviola perché sembrava un pieno contatto, cade in area su questo ennesimo tentativo d'attacco il numero 4, mi è sembrato Emanuele Fois. Così non giocano. E insomma questo è lo squillo da parte del Tiesi che ha avuto ben 5 occasioni in fila e dunque rimesso in equilibrio quanto stava accadendo, quanto è accaduto nei primi 29 minuti di gioco. Tiesi che dunque è andato molto vicino al gol, va detto però sempre molto attenta alla retroguardia dello Stintino. Vediamo se il buon momento riuscirà a galvanizzare in qualche modo la formazione di Rassu. Il lancio molto bene per Vittorio Spanu, qua è decisamente in ottima posizione, non riesce a chiudere il tiro di sinistro, pallone che finisce di poco fuori, un metro e mezzo alla sinistra del portiere Antonio Secchi. Dunque registriamo in una manciata di minuti almeno la sesta occasione da parte del Tiesi con questo ottimo lancio a favore di Vittorio Spanu. 0-0 però il risultato, che non cambia quando sono passati circa 30 minuti di gioco della prima frazione. Il Tiesi c'è e dimostra che quando è messo in condizione trova con buona facilità lo squillo. Cambiato anche un po' l'atteggiamento da parte della formazione di Rassu, che sta pressando un po' più alto rispetto a quanto stava facendo nella fase iniziale. Forse le indicazioni da parte del mister è stato proprio quello di concedere meno allo Stintino, soprattutto in fase di impostazione. E infatti pare proprio così. Adesso è Capitan Budroni che va a pressare insieme a Spano, ancora Budroni. Arriva dalle retrovie anche il pressing da parte di Carlo Pintus. È tutto molto più difficile adesso per la formazione ospite. Attenzione però perché qualora il pallone riesca a superare il centrocampo poi tutto potrebbe tradursi in qualcosa di molto decisamente più pericoloso per la formazione di casa. Qua è abile lo Stintino a liberarsi un po' dalla pressione da parte dei ragazzi in maglia nero-verde. Ancora lo Stintino. C'è il fallo qua fischiato al numero 11 Francesco Aloia. Si riparte ancora dai piedi di Romero, prova a prendersi tutto il tempo necessario alla formazione di Scotto. E prova a ridare vigore alla trama iniziale del match, la formazione ospite, che come è accaduto nella prima fase costruisce tanto soprattutto dai piedi del suo estremo difensore. Romero. Attenzione al pressing da parte di Francesco Aloia, che per poco non intercetta questo pallone. Ancora Secchi. Pallone che arriva dalle parti di Bassanetti, che non riesce però
a servire il compagno di squadra, il numero 9 Oggiano, e allora intervento irregolare, allora sarà calcio di punizione ancora per il Tiesi quando siamo al minuto 33esimo. Cosu, lancio lungo per Foddai, deve mettere giù il pallone Foddai, un po' di difficoltà nel controllo, poi alla fine ci riesce, però un po' alla cieca mette in mezzo questo pallone che viene recuperato ancora dalla difesa dello Stintino. Attenzione, qua è decisamente fuori misura il passaggio in disimpegno da parte della formazione dello Stintino, ancora con la Loia che mette in mezzo, c'è una posizione irregolare da parte di Spanu e dunque Stintino che può ripartire, si spegne dunque questa occasione favorevole per il Tiesi. Colpo sotto di Aloia, ottimo per il compagno di squadra che però si è fatto trovare forse un mezzo metro oltre la linea dell'offside. Ancora lo Stintino. Altra bella pregevole giocata da parte dei giocatori in maglia bianco-celeste, pallone che finisce fuori, linea laterale. Stintino che però riparte prontamente, il lancio in mezzo a cercare giocatori con la maglia bianco-celeste, molto bravo qua Spanu ad andare via col suo sinistro, trattenuto, e arriva anche la prima ammonizione del match, l'ammonizione per il numero 8, mi è sembrato un'ammonizione per Del Rio, dovrebbe essere stato lui il giocatore dello Stintino ammonito al minuto 35esimo, dunque ammonizione dunque per Del Rio e calcio di punizione ancora per forse Bassanetti è stato ammonito, quindi è Bassanetti il giocatore con la maglia numero 2, lui il primo ammonito di questa sfida quando siamo, come detto, al minuto 34esimo della sfida, 35esimo adesso. Calcio di punizione ancora per il Tiesi, a cercare questa volta sulla sinistra Luigi Manchia, si fa trovare pronto qua Antonio Secchi, tutto facile, intervento tempestivo da parte del giocatore che vedete con la maglia rossa, con la vistosa maglia rossa, che è stato assoluta protagonista, come detto anche in fase di impostazione, come è sempre stato nella lunga carriera di Secchi. Attenzione a questa incursione ancora dello Stintino che riesce a mettere in mezzo, e qua c'è l'intervento del numero 5 Alessandro Piga, arriva anche l'ammonizione per Piga e dunque con tutta probabilità è calcio di rigore per lo Stintino, che dunque al minuto 36esimo ha l'occasione per andare in vantaggio. Si incarica del penalty il giocatore con la maglia numero 10 Michele Pulina, autore di 7 delle 14 reti di questo 2020 dello Stintino. Pulina contro Cossu, minuto 36esimo. Rincorso di Pulina e arriva il gol, dunque lo Stintino è in vantaggio al minuto 36esimo con Pulina che concretizza un bel tiro dal dischetto dagli 11 metri. Forse nel momento migliore del Tiesi, nel momento in cui il Tiesi stava costruendo in maniera più attenta, in maniera più decisa, arriva il vantaggio della formazione di mister Pierluigi Scotto. Stintino che nelle prime fasi del match aveva dimostrato una buona personalità, Tiesi che però pian pianino aveva preso il controllo della gara e si era dimostrato decisamente pericoloso. Manca però davvero tantissimo, tutto è da giocare in questa sfida, gol che dunque cambia in qualche modo gli equilibri, obbliga la formazione di casa a costruire con un gioco un po' più propositivo rispetto a quanto è accaduto nella fase iniziale. Vediamo quale sarà la reazione da parte del Tiesi, qua intanto un pallone troppo lungo nel tentativo di servire Vittorio Spanu.
Stintino che in virtù del vantaggio avrà presumibilmente anche l'occasione di proseguire con le trame di gioco che abbiamo visto nella fase iniziale, non avrà ovviamente particolare fretta nella costruzione del gioco. Attenzione però perché arriva un calcio di punizione per il Chiesi, se ne incarica Emanuele Fois. A cercare probabilmente i centimetri di Foddai, ma anche le incursioni da parte di Spanu e soprattutto di Francesco Aloia. Ecco la punizione di Fois che mette in mezzo, spizza di testa, prestata dalle retrovie il numero 6 del Chiesi, Gavino De Palma, sparò però che finisce fuori come detto, o meglio facilmente recuperato da parte di Antonio Secchi. Ancora lo Stintino, qua pallone toccato per ultimo però dal giocatore con la maglia dello Stintino, secondo il direttore di gara. Allora il Chiesi che può ripartire con una rimessa laterale. Arriva un altro calcio di punizione per la formazione di casa. Quando scocca in questo momento il minuto numero 40 del primo tempo. Un'altra occasione per il Chiesi, il calcio di punizione, pallone che viene messo in mezzo, traiettoria però che arriva direttamente tra le mani di Antonio Secchi. Non la registriamo come occasione pericolosa da parte del Chiesi. Attenzione però perché la ripartenza dello Stintino è veramente molto, molto rapida. Prova e riesce ancora in questa occasione ad andare via il numero 11 Marcos D'Amico. Qua però riesce a recuperare ancora il Chiesi che in questa occasione ha il problema di girarsi. Riesce però poi a lanciare ancora una volta sulla corsia di destra Foddai, in leggero vantaggio Antonio Secchi che arriva per primo sulla palla. Finisce a terra il difensore centrale dello Stintino. Intanto alla nostra postazione arriva un più che timido sole, decisamente un clima primaverile qui a Chiesi, come del resto in tutta la nostra isola. Un inverno che fa fatica ad affacciarsi sul nostro territorio, ad avere una giornata incantevole condita dalla consueta ospitalità qui a Chiesi. Secchi, ancora rinvio molto lungo, ancora D'Amico che riesce a mettere a terra il pallone, si riparte ancora col tentativo di servire Pulina. C'è forse l'offside qua da parte dei giocatori dello Stintino e allora Chiesi che prova a reagire per rimettere le cose in equilibrio soprattutto in questi ultimi 3 minuti di gioco. Attenzione però perché c'è sempre il pressing da parte dello Stintino con Pulina. Ancora Foddai che prova ad andare via però anticipa l'incursione da parte dell'esterno destro del Chiesi. Ancora la difesa dello Stintino che poi come al solito fa transitare il pallone tra i piedi di Antonio Secchi che ha tutto il tempo per alzare la testa e cercare il compagno di squadra. Ancora
Pallone in mezzo al campo, il Tiesi che recupera con il numero 4 Emanuele Fois, subisce fallo qua Fois e dunque si ripartirà con un calcio di punizione prontamente battuto da parte della formazione di casa. Attenzione al pressing dello Stintino, qua riesce a guadagnare qualche metro la formazione di casa, pallone molto ben servito per Vittorio Spanu che prova a mettere in mezzo, ancora pallone nel rettangolo piccolo ben presieduto da Antonio Secchi, nessun compagno di squadra al tentativo a provare ad incornare per mettere il pallone in rete, pallone che avrebbe consentito la conquista del pareggio alla formazione di casa. Il Tiesi recupera però ancora il pallone con il numero 10 Carlos Pintus che ha il problema di girarsi, subisce fallo, allora può ripartire ancora il Tiesi con Emanuele Fois che ferma la palla, alza la testa, cerca di servire i compagni di squadra, decide poi di attendere e di ripartire dai piedi di Carlo Pintus che ha il problema di superare il dribbling, alleggerimento sul fronte sinistro per Luigi Manchia, pallone ancora una volta dalle parti di Vittorio Spanu, qui però arriva prima il giocatore dello Stintino. E dunque quando siamo al minuto 44esimo quasi, e ancora il Tiesi pallone che si spegne sul fondo e dunque nuovo rinvio dal fondo affidato a Antonio Secchi quando siamo quasi allo scadere dei primi 45 minuti di gioco, 44-23 per l'esattezza. Lo Stintino è in vantaggio per una rete a 0 su calcio di rigore messo a segno, guarda caso da Pulina, per lui ottava rete in queste 5 gare del 2020. Ancora Stintino, manovra che respira ancora una volta e che inizia dai due centrali Masala e Romero, poi pallone per Cocco sulla sinistra, si riparte spalle alla porta, il numero 11 D'Amico. Si gioca ancora con D'Amico e con tentativo di palla filtrante sul quale però è in vantaggio Cossu che per un attimo sembra voler ripartire dalla fascia destra, sì è così. Attenzione però perché sono molto rapidi i giocatori dello Stintino e qui rischiano un poco Carlo Pintus che poi però subisce fallo. E allora ancora Tiesi, ancora Pintus, che gioca molto dietro, praticamente a impostare neanche davanti alla difesa ma quasi da difensore centrale, questo a dimostrazione della difficoltà che questo Stintino sta costruendo soprattutto in fase di impostazione. Finiscono i primi 45 minuti, dunque si va negli spogliatoi col vantaggio dello Stintino per 1-0, gol messo a segno su calcio di rigore da parte di Michele Pulina che dunque mette a segno la sua ottava rete in queste prime 5 gare del 2020. Per noi un po' di pubblicità e poi torniamo qui dal Comunale di Tiesi per raccontarvi la seconda parte di Tiesi Stintino. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari, scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G, Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio! Lo sport è la tua passione?
Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, però poi rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Squadre che rientrano sul terreno di gioco e dunque tutto pronto per i secondi 45 minuti di Tiesi Stintino, formazione ospite che ha chiuso in vantaggio per 1-0 grazie al calcio di rigore messo a segno da Michele Pulina, un vantaggio possiamo dire certamente meritato per la formazione ospite, anche se è arrivato soprattutto con tutta probabilità nel momento migliore del Tiesi, nel momento in cui il Tiesi era riuscito a costruire, pensate bene, 6 occasioni da rete, praticamente tutte concentrate in un minuto e mezzo di gioco. La gara che è appena iniziata, appena 13 secondi, la rete di Pulina al 36esimo del primo tempo. Tiesi che deve provare dunque a correggere il tiro, a trovare la via del pareggio e se possibile poi provare a vincere questa sfida per rimanere in scia sull'Ilva Maddalena. Ne approfittiamo per dare anche il quadro completo di questa 19ª giornata del campionato di promozione Girone B. Completano il quadro le sfide tra Calangiano e Usinese, Fonni e Porto Torres, Lanteri e Posada, Oschirese, Ilva Maddalena, San Teodoro, Luogosanto, Montalbo Magomerese e Valle d'Oria Bonorva. La classifica, come detto, guida l'Ilva Maddalena a quota 47 punti, Tiesi a quota 45, Lanteri a quota 40, Luogosanto 32, poi via via tutte le altre. A chiudere la classifica il San Teodoro a quota 3 punti, distaccato da ben 10 punti dal Calangianos a quota 13 che risulta invece penultimo in classifica. Vediamo allora che cosa accade qua sul prato del comunale di Tiesi. Non ci sono state sostituzioni né da una parte né dall'altra, Tiesi però che pare ad avere più piglio almeno in questa fase iniziale. Viene fischiato qua un offside però alla formazione di casa e dunque si riparte dai piedi di Antonio Secchi che prova a sorprendere la formazione del Tiesi, decisamente maggior vigore agonistico rispetto a quanto stava accadendo nei primi 45 minuti di gioco. Attenzione però perché qua il pallone viene ancora recuperato dallo Stintino che riesce a servire sulla sinistra Capitan Pulina, un triangolo che va ancora a favore della formazione ospite. Si inizia dai piedi di Cocco, ancora per vie centrali Masala, si inizierà con tutta probabilità ancora da Romero, accenna il pressing la formazione di casa con Vittorio Spanu, bisogna pressare, bisogna farlo in maniera convinta sul portiere Antonio Secchi che è una delle armi in più da parte della formazione guidata da Pierluigi Scotto. Masala, pallone a sinistra che per poco non riesce ad arrivare dalle parti in cui si era fiondato proprio Capitan Pulina. Pallone che però finisce fuori, dunque si riparte con una rimessa laterale a favore dei ragazzi allenati da mister Gianmario Rassu. Gioco che rimane fermo.
Solo adesso dunque si può ripartire con Foddai che ha il problema di girarsi. Presidia molto bene la linea della mediana l'Ostentino, che prova ad andare via e qua subisce decisamente il fallo da parte del numero 8 Salvatore Budroni. Non è d'accordo il capitano del Tiesi. A terra Mirko Del Rio, non sembra però niente di grave. Del Rio si rialza e si incarica anche con tutta probabilità di calciare il calcio di punizione. Dalle parti della palla anche Giacomo Cocco, vediamo se sarà il mancino dello Stintino oppure Del Rio, e lui, ancora una volta lui, per la terza volta di fila a impensierire Cossu, pallone però che arriva debolmente tra le mani del portiere del Tiesi. 4 minuti e 39 secondi sono passati in questa seconda parte di gara. Il lancio da parte della difesa di casa dall'altra parte del campo, qua finisce fuori. Era stato Gavino De Palmas a provare a cercare il compagno di squadra. Il pallone dunque fuori dal campo e si riparte con la rimessa laterale di Enrico Pes dalle parti di Foddai, che prova a servire in maniera però un po' poco convinta il compagno di squadra. Qui c'è il pallone recuperato, poi perduto e poi nuovamente recuperato da parte del capocannoniere del torneo Francesco Aloia. Sarà dunque rimessa laterale ancora per il Tiesi con Enrico Pes che tenta la rimessa laterale lunga dalle parti di Foddai. C'è però ancora una nutrita schiera di giocatori in maglia biancoceleste, ancora Pes che questa volta decide però di servire ancora in mezzo all'area. Invece ancora Foddai, cade a terra qua Aloia e porta sul prato del comunale di Tiesi anche il suo avversario, trascinato dunque a terra da Aloia. Sono due in realtà i giocatori con la maglia biancoceleste a terra, prontamente rialzati, però il giocatore dello Stintino era il numero 3 Giacomo Cocco. Pallone che finisce fuori e dunque si riparte dai piedi e dal rinvio dal fondo da parte di Cossu. Non è ancora arrivata la veemente reazione che ci si aspettava da parte del Tiesi. Siamo curiosi veramente di sapere cosa può aver detto agli spogliatoi mister Rassu, ai suoi ragazzi. Siamo quasi all'8° minuto del secondo tempo. Foddai, pallone che finisce dalle parti del giocatore con la maglia numero 8 Salvatore Budroni, che prova a lanciare, lo fa anche molto bene Vittorio Spanu, che non riesce però a trovare il pertugio giusto per provare a infastidire. Dall'altra parte invece c'è l'uscita molto tempestiva da parte di Antonio Secchi, che anticipa il giocatore avversario. Provando anche poi a ripartire subito con questo lancio lungo a favore di Pulina. Tocco impreciso da parte di Gavino De Palmas. Pallone che viene portato fuori dallo stesso giocatore in maglia nero-verde, fuori dal rettangolo di gioco.
E dunque rimessa laterale ancora per lo Stintino, con Giacomo Cocco che si incarica di rimettere la palla in gioco, colpisce e anticipa ancora di testa Enrico Pesso. Sarà ancora rimessa laterale per lo Stintino, intanto si ferma il gioco. Qualcosa da dire il direttore di gara, signor Federico Sanna di Oristano, ai giocatori in campo. Intanto è tornato il pallone sul rettangolo di gioco, era arrivata un altro pallone in campo. Solo adesso si può ripartire con la nuova rimessa laterale, ancora da parte di Giacomo Cocco, ancora questo gioco a due. Recupera però poi alla fine il Tiesi con Francesco Aloia, ha il problema di girarsi, riesce comunque a recuperare la sfera con questa nuova rimessa laterale ancora per i padroni di casa. Ora il lancio è lungo a cercare Foddai che di testa riesce a spizzare ma non riesce a servire i compagni di squadra. Tentativo di pressing da parte del Tiesi che comunque con tre giocatori prova a riconquistare questo pallone ma è più rapido poi il numero 11 D'Amico che prova ad andare via con la palla che però viene intercettata da parte della difesa di casa. È rapidissima la rimessa in campo da parte dello Stintino con il numero 11 D'Amico che però si porta la palla fuori oltre la linea del fondo. Stintino però che riesce qui a conquistare un calcio d'angolo ed è il calcio d'angolo numero 6 del match quando siamo al minuto 9 e 51 secondi di questo secondo tempo. Arriva il corner da parte dello Stintino, questo lancio lungo tocca per ultimo di testa la difesa del Tiesi. Stintino che può comunque continuare a rimanere in zona d'attacco. Rimessa laterale lunga da parte della formazione allenata da Pierluigi Scotto. No, non è così, si gioca invece per vie brevi, pallone che finisce ancora tra i piedi dello Stintino che mette in mezzo, c'è il colpo di testa, prova e deve provare a uscire fuori da questo tentativo di pressing la formazione del Tiesi che non riesce però davvero a uscire fuori. Qua diverse situazioni al limite del regolamento secondo i giocatori del Tiesi. Si tratta di un intervento irregolare da parte dello Stintino, non è così secondo il direttore di gara, sarà dunque calcio di punizione ancora per la formazione in maglia bianco-celeste. Sembra incaricarsi del calcio di punizione Michele Pulina. Dalle parti del pallone anche Mirko Del Rio. Arriva il calcio di punizione da parte di Pulina, si fa trovare pronto Cossu, prova a ripartire il Tiesi, qua una ostruzione da parte dei giocatori dello Stintino, dunque sarà calcio di punizione per la formazione di casa quando siamo giunti al minuto 12° del secondo tempo. Si incarica ora del rinvio direttamente il portiere Cossu che prova a lanciare Spanu sulla fascia sinistra. Spanu riesce a mantenere il possesso della sfera, a mettere anche in mezzo questo pallone che non trova però nessun compagno di squadra. Attenzione perché il Tiesi è propositivo in questo momento, subisce il fallo il numero 4 Emanuele Fois e dunque sarà calcio di punizione per la formazione di Pierluigi Scotto. Minuto 12 e 14 secondi. Ha bisogno di una fiammata la formazione di casa per ritrovare un pizzico di convinzione che sembra mancare in questa fase iniziale della seconda frazione di gioco. Sulla palla Emanuele Fois ma anche il numero 10 Carlo Pintus. Barriera sistemata dalla squadra ospite con Foddai in mezzo che prova a spezzare la compattezza della barriera difensiva. Vediamo quale sarà la scelta da parte del Tiesi, il numero 4 Emanuele Fois, ecco il suo calcio di punizione. Fois che mette in mezzo, anche in questo caso però pallone centrale facilmente controllabile da parte di Antonio Secchi che poi non ha alcuna fretta di ripartire, anche se lo fa poi con questo rinvio
Fuori dal campo, Stintino dunque che riparte per vie centrali richiamando il gioco come più volte è successo, ancora il proprio portiere con Antonio Secchi, colpisce di testa, pallone che torna tra le mani di Cossu. Foddai, controllo difettoso ancora qui dal giocatore del Tiesi e dunque ancora Stintino che ancora una volta riparte dai piedi del suo estremo difensore. Tentativo di accenno di pressing da parte della formazione di Rassu, ma Secchi con la consueta esperienza e calma. Attenzione però perché questo pallone viene messo in mezzo, sprecato però dai giocatori del Tiesi, in particolare da numero 5 Alessandro Piga, che aveva tutto il tempo per mettere il pallone a terra e per provare a costruire, invece decide di giocare di prima. Attenzione perché c'è questo lancio lungo, Cossu però arriva prima di tutti, allora prova a ripartire ancora il Tiesi, ancora con Piga che prova a servire compagno di squadra, ancora una volta il Tiesi fatica soprattutto in serie di impostazione del gioco, sembra avere una fretta che non gli permette di costruire con maggiore pazienza. Intanto arriva il primo cambio voluto da mister Rassu. Servito male qua, o meglio tentativo di dare un pallone in profondità da parte di Carlo Pintus, anche un po' di stanchezza qua da parte del Tiesi. Attenzione al cambio intanto che sta per arrivare, eccolo qua dunque il cambio, esce probabilmente il numero 7 Foddai ed entra dunque il numero 20 Nicola Pilichi. E lui dunque il giocatore messo in campo da mister Rassu. Doppio cambio, esce anche il numero 5 Alessandro Piga. Al suo posto dare un po' di consistenza in attacco entra Davide Sancis. Dunque queste le due mosse di mister Rassu per provare a rimettere in equilibrio una sfida che si sta rivelando più ostica del previsto, sfida che in realtà anche alla vigilia lasciava aperta a diversi pronostici. Il pressing da parte dello Stintino che crea qualche problema. Cossu però a ripartire e impostare con questo lancio lungo, ma che ancora riesce a servire in mezzo. Poi c'è l'intervento tempestivo da parte della difesa del Tiesi su questo tentativo di incursione da parte di Marcos Luidamico, che per poco non permetteva di servire il compagno di squadra. Calcio d'angolo numero 7 per lo Stintino, con tutta calma se ne incarica il numero 8 Mirko Del Rio, quando siamo giunti al minuto 17° del secondo tempo. Del Rio rasoterra per il numero 3 Giacomo Cocco, che prova a mettere in mezzo, pallone che viene spizzato e toccato ancora una volta per ultimo dai giocatori di casa e dunque sarà rimessa laterale per lo Stintino. Anzi, calcio d'angolo per lo Stintino. Che mette in mezzo ancora Del Rio a recuperare, a servire ancora, o meglio tentativo di servizio ancora una volta per compagni di squadra, pallone però che si spegne e si può ripartire dal rinvio da parte dello Stintino, a cui va dato il merito di non aver abbassato la linea di pressione, di continuare a pressare molto molto alto anche dalla zona di Cossu,
continuare a giocare, continuare a provare a costruire gioco. Questo è uno degli ingredienti che sta mettendo maggiormente in difficoltà la formazione del Chiesi. Eccolo il nuovo entrato Davide Sancis. Anche in questa occasione pallone che si spegne sul fondo, allora nuovo rinvio da parte di Antonio Secchi, che continua a rendersi protagonista anche di rinvii piuttosto ampi, sempre utili a cercare Pulina e a cercare anche Marcos Lui D'Amico, giocatori rapidi che soprattutto nel breve hanno la capacità di superare gli avversari. Chiesi che prova ancora con lanci lunghi a impensierire il pallone che arriva nei piedi di Secchi, che ancora una volta prova a rilanciare. Attenzione perché qua c'è un difetto di controllo, anche una piccola indecisione. Attenzione perché qua arriva il vantaggio, o meglio il doppio vantaggio dello Stintino su questa difficile, questa incomprensione da parte dei portiere e difensore. Un portiere Cosu che sembrava poi riuscire a recuperare. Arriva dunque il gol da parte di Pulina, che mi è sembrato Pulina. Vediamo un po' se dovrebbe essere proprio lui il giocatore con la maglia numero 10. No, forse non è Pulina. Quindi sembrerebbe essere la rete di Lucas Mulas. Luca Mulas, e dunque Luca Mulas, doppio vantaggio per lo Stintino. Il pressing della formazione di Pierluigi Scotto, che dunque premia. Andiamo ad aggiornare anche la nostra grafica. Dunque Stintino che va a legittimare col doppio vantaggio, una prestazione assolutamente positiva, una prestazione di personalità. Vediamo però quale sarà la reazione adesso del Chiesi, che a questo punto dovrà veramente giocare il tutto per tutto, alzare il proprio baricentro. Attenzione però perché qui lo Stintino riparte sempre molto bene. Mancano 25 minuti più recupero alla fine di questa 19ª giornata del campionato di promozione regionale Girone B. Lo Stintino si conferma in un momento stratosferico dopo 4 vittorie consecutive. Sta con merito conducendo per 2-0 qui al Comunale di Chiesi, al cospetto della seconda in classifica, regalando, va detto, ottime trame, ottima personalità e poi grande completezza nel roster, un po' in tutti i ruoli, a partire dal suo portiere Antonio Secchi, che non stiamo certamente a scoprire oggi. Dall'altra parte un Chiesi un po' contratto, che forse non si aspettava una gara di tale personalità da parte della formazione biancoceleste. Intanto arrivano delle notizie ancora contrastanti rispetto a quanto avevamo visto. La rete sembra essere di Oggiano, dunque del giocatore con la maglia numero 9. Prendiamo atto allora di questa notizia. Intanto cade a terra, fasi concitate del match. Vado a registrare dunque la rete che è arrivata al minuto 19 del secondo tempo, con Oggiano che approfitta di una incomprensione tra difesa e portiere del Chiesi, mettendo a segno una rete che vale il doppio vantaggio. Vediamo se in qualche modo il signor Federico Sanna di Oristano riesce a rimettere a tacere un po' di fasi di tensione qui al Comunale di Chiesi. Arriva la munizione per entrambi i giocatori, munizione sia per il numero 11 D'Amico che per il numero 10 Carlo Pintus. Dunque ammoniti entrambi i giocatori.
Cronometro che scorre, minuto quasi 24esimo in questo secondo tempo. Arriva un altro cambio per il Tiesi. Esce il numero 8, Capitan Budroni, al suo posto. Forza fresca ed esce anche intanto il numero 6, Gavino De Palmas, dunque un difensore e un centrocampista che lasciano spazio al numero 16, Antonio Ligios, e il tanto invocato Stefano Lombardu, giocatore che sulla fascia destra, forse anche nella prima fase della sfida, avrebbe potuto creare più di un grattacapo alla formazione dello Stintino. Vediamo però, i tempi ci sono ancora per rimettere a posto questa sfida. Cossu salta più in alto di tutti la difesa dello Stintino. Fois. Siamo ancora sull'out di sinistra con il possesso ancora per la formazione di casa. Il problema di girarsi, numero 17 Sanchez. Stessa cosa per Nicola Pilicchi. Però ancora rimessa laterale per il Tiesi, rimessa lunga, messa in mezzo. Attenzione perché cade a terra il giocatore dello Stintino e l'arbitro fischia un calcio di punizione contro la formazione del Tiesi, che era davvero a un passo dal tentativo di accorciare qua con il numero 11 Francesco Aloia. Altra occasione di rallenti questa, vi ricordo il rallenti che potete ottenere semplicemente scorrendo il player che trovate sul vostro smartphone per rivedere l'azione, poi aggiornare la pagina per ritrovare live su questa prima visione, poi comunque sulla sfida integrale che vi ricordo potete vedere non solo sulla nostra pagina Facebook ma anche sul canale YouTube di directasport.it. Ancora il Tiesi in attacco, però non c'è nessuno, solo maglie bianco-celeste. Ha arretrato un po' adesso il baricentro, la formazione ospite, vediamo se il Tiesi ne saprà approfittare qua con Lombardu che prova ad andare via, subisce il fallo, dunque sarà rimessa laterale per la formazione di casa, che sembra avere un pizzico di impeto d'orgoglio in questa fase nevralgica della seconda frazione. Qua però non si capiscono ancora con i compagni di squadra l'uno contro uno, e un pallone ancora recuperato da parte del Tiesi. Arriva anche l'incitamento da parte del pubblico del Comunale con questa rimessa laterale, messa in mezzo, trova il numero 10 Pintus, pallone che viene anche toccato forse con la mano da parte del giocatore dello Stintino. Attenzione a Secchi che però è rapidissimo a recuperare, poi a rilanciare, molto molto bravo qua il giocatore dello Stintino a trovare lo strumento, il modo per superare l'avversario, pallone che poi arriva tra i piedi di Cossu, e dunque da qui si può ripartire con la nuova impostazione da parte dello Stintino, il lancio lungo ancora per il numero 4 Fois, che deve mettere in mezzo a Loia, che non riesce però a mantenere il possesso della sfida. Attenzione al 10 Pulina, non se ne ravvede Mulas dello scatto di Pulina in profondità. Lombardu, poi ancora il numero 9 Spanu. È più presente il Tiesi in questa fase della sfida, ha poco da perdere in effetti. Attenzione Pilicchi che riesce a conservare il possesso della palla, ancora Pilicchi che prova a mettere in mezzo, c'è l'intervento ancora una volta da parte della difesa dello Stintino con Cossu che recupera il pallone. Tiesi che ancora una volta, almeno in tema di possesso palla, adesso è decisamente in vantaggio rispetto agli avversari. Ancora questo pallone sulla sinistra per il numero 9 Spanu che prova ad andare via, pallone però che
o meglio giocatore che viene fermato da questa posizione di offside fischiata da parte degli assistenti, che ricordo sono i signori Giuseppe Paolino de Alghero e Roberto Solinas dei Sassari, che vanno a coadiuvare il primo arbitro Federico Sanna di Oristano. 0-2, questo è il risultato. Minuto 28esimo. Sta provando in tutti i modi il Tiesi a rimettere in sesto questa partita. E arriva anche il cambio per la formazione ospite. Esce il numero 4 Luca Mulas, al suo posto entra il numero 14 Federico Arenoso. E qui difetta nel controllo il numero 11 D'Amico, e allora si riparte ancora dai piedi di Cossu. Minuto 30esimo, scattato pochi istanti fa. Tiesi che solo adesso riesce a riconquistare il pallone con Spanu. Ancora Spanu, ancora una volta decisamente molto basso. Non riesce a rompere il muro difensivo da parte dello Stintino. La formazione di casa, il lancio adesso è per Pulina, pallone però che, o meglio giocata che viene però interrotta da parte degli assistenti, perché altro fuorigioco fischiato allo Stintino. Ancora dai piedi di Carlo Pintus. Ligios. Ora per Enrico Pes, ancora per Ligios. Spano, attenzione perché ancora una volta lo Stintino col suo pressing alto impensierisce e non poco la formazione di casa, che adesso con Pintus prova ancora una volta a costruire oltre la linea della mediana. Ancora il numero 11 Francesco Aloia, lontano, troppo lontano dalla porta, ci sono pochi giocatori, maglia nero-verde sulla tre quarti. Lancio ancora per lo Stintino da parte del centrocampo per Michele Pulina. Sembra essere ricomparsa una fase di controllo da parte della formazione ospite dopo questo tentativo di reazione d'orgoglio da parte dello Stintino. Qua è rapido a tornare Stefano Lombardo. Pes, Ligios, Pintus, ancora sull'out di sinistra per Spanu, controllo però sempre attento da parte di Antonio Secchi. Che non ha fretta, mette a terra il pallone, guadagna quei 10 secondi utili a far scorrere ancora il cronometro a favore della sua squadra. Pressing alto dello Stintino che continua a produrre frutti, squadra
ospite che spesso e volentieri riconquista la sfera e non permette al Tiesi di costruire ed farsi trovare nuovamente pericoloso dalle parti del portiere avversario. Ligios, pallone per Lombardo che cade, poi si rialza prontamente, è uno dei più freschi, deve poter dare di più, soprattutto Lombardo a lui, ma anche a Pilichi deve chiedere qualcosa di più mister Rassu. Attenzione a Spanu, è buona qua la palla ancora per Lombardo, azione che viene però interrotta ancora una volta da parte del direttore di gara. Lancio lungo ancora a cercare D'Amico, disimpegno qua di qualità da parte del Tiesi con Ligios, Pintus, Pilichi che prova a seguire questo pallone, in vantaggio però la difesa dello Stintino. Siamo giunti al minuto 35, ancora 10 minuti più recupero per il Tiesi per provare almeno con una rete, se non altro, a riaccendere un po' l'entusiasmo. A terra intanto, dopo questo intervento, il giocatore dello Stintino che è ancora a terra. Ancora a terra, non si ravvede sia nel direttore di gara né i compagni di squadra. Solo adesso il signor Federico Sana di Oristano va a sincerarsi delle condizioni del giocatore con la maglia numero 2, si tratta di Federico Bassanetti. Allora, 2 minuti di secondo tempo mangiati per questo intervento da parte del direttore di gara. Tutto ok e fuori, ma rientra prontamente in campo Bassanetti. Attenzione, un altro intervento qui e un altro giocatore a terra ancora dello Stintino, quando il cronometro segna 37 minuti, quindi 8 più recupero per questo tentativo del Tiesi. Arriva un altro cambio per la formazione ospite. Esce dunque il numero 2 Federico Bassanetti, terzino destro, che è stato protagonista di una buona prova, ha subito poi l'infortunio negli ultimi istanti. Al suo posto ed esce anche il numero 11 Marcos Luis D'Amico. 2 cambi dunque, entra il numero 15, tratta di Stefano Sini.
c'è anche un altro cambio, il numero 18 Alessio Nuvoli, dunque chance ai centimetri di Nuvoli che vedete poco fa al suo ingresso in campo. Pulina che prova proprio a servire il nuovo entrato, pallone che viene recuperato però da parte del Tiesi. Lombardu che non riesce ad andare via, ancora l'ottima difesa da parte della formazione dello Stentino con Spanu, ancora Lombardu, tocca per un attimo la palla, quello che basta per mettere fuori equilibrio i difensori. Poi è Aloia che prova col mancino a mettere dentro questo pallone, facilmente controllato ancora una volta da parte di Antonio Secchi. Rinvio lunghissimo di Secchi che finisce direttamente tra le mani del collega di ruolo dall'altra parte del campo. Cossu, minuto 40 scoccato in questo istante, ancora 5 minuti, ci sono state diverse sostituzioni, ben 6, e dunque ci saranno almeno 4 minuti di recupero prima della fine di questo Tiesi Stentino, 19ª giornata del campionato di promozione regionale Girone B. Lancio lungo ancora per Nuvoli da parte del numero 8 del Rio, che vince l'1 contro 1 contro Pintus. Prova a rimanere alto il Tiesi in questi ultimi 4 giri di lancetta che separano dall'inizio del recupero. Pintus, PES, ancora Pintus. Bella giocata da parte dello Stentino qua, bella giocata da parte del numero 14 Federico Arenoso. Dribbling secco, poi cade giù e allora è calcio di punizione per la formazione di Scotto. Secchi. Recupera, riparte Emanuele Fois dalle parti di PES, prova a servire Lombardu, o meglio a servire Aloia. Ancora Emanuele PES, il lancio lungo dalla parte di Spanu, deve provare a farlo in fretta, l'1 contro 1 si fa immediatamente trovare pronta però la formazione di casa, pallone che viene messo in mezzo da parte di Pilichi. PES ancora in mezzo, da quella parte c'è ancora Pilichi che prova a colpire di testa, pallone però che abbondantemente finisce fuori alla destra di Secchi. Del Rio da respira la manovra chiamando a raccolta ancora Antonio Secchi che lancia in maniera precisa sull'out di destra, pallone ancora tra i piedi dei giocatori dello Stentino. Stefano Sini, ancora Antonio Secchi, addormenta così lo Stentino questa ultima fase della sfida qua al Comunale di Tiesi.
Pes, Ligios, Lumbardu, pallone lungo per Davide Sancis, ma prontamente recuperato ancora dallo Stintino con il numero 18 Nuvoli, che si rende protagonista di una bella finta di corpo, fa filtrare questo pallone però, perché poi però finisce fuori oltre la linea laterale. Pintus, cambio gioco. Per un attimo sembrava il cambio gioco nei confronti di Pes, invece prova a cercare Lombardu. Niente da fare però, Ligios ancora, la rimessa laterale per Emanuele Fois, trattenuto dalla maglia da parte di Nuvoli, fa scorrere il direttore di gara. Pintus, pallone per Spanu, sempre l'ottima guardia da parte della difesa dello Stintino, in questo caso con Giovanni Sanna, l'1-2, pallone in mezzo, nessuno dei compagni di squadra prova ad attaccare lo spazio qua, allora tutto facile per il portiere Antonio Secchi. (45esimo e 12 secondi, dunque tempo regolamentare che è scoccato in questo istante. Siamo in attesa dei minuti di recupero, che saranno 5 i minuti di recupero, dunque alla fine della sfida. Con un altro cambio esce anche il numero 10 dello Stintino, il bomber Michele Pulina, che dunque chiude questa sfida con un calcio di rigore messo a segno che vale l'8ª rete nelle 5 gare del 2020. Al suo posto entra il numero 20 Federico Anedda, per lui dunque uno scampolo di gara per provare a mettersi in mostra. Pallone tra le mani di Cossu. C'è il fallo qua fischiato a favore di Stefano Lombardu. Arriva un altro cambio per il Tiesi. Entra il numero 18 Mirko Sanna al posto del numero 3 Luigi Manchia. Ancora 2 minuti e mezzo alla fine della sfida qui al Comunale di Tiesi. Pallone in mezzo, a terra diversi giocatori del Tiesi in questa occasione, tutto regolare secondo il direttore di gara, e ancora ultimi 2 giri di lancetta per le speranze della formazione di Mister Rassuk. Attenzione però, perché lo Stintino è sempre pronto a ripartire. Pallone recuperato da Emanuele Fois. E arriva con tutta probabilità un'altra munizione anche per il giocatore con la maglia numero 4, Emanuele Fois, dunque, che andiamo a registrare sul taccuino degli ammoniti di questa sfida. Gara questa per certi versi simile a quella che avevamo
raccontato nella sfida interna contro la Lanteri, gara nella quale il Tiesi aveva fatto da subito fatica a costruire gioco, a esprimere tutto il proprio potenziale offensivo, in qualche modo imbrigliato dalle trame tattiche da parte degli avversari. Tiesi che ha certamente in Francesco Aloia una delle bocche di fuoco del torneo, il capocannoniere di questo girone B con 16 reti durante il campionato e ben 4 reti in Coppa Italia, una delle armi certamente più importanti. Aloia che oggi non si è fatto trovare, in realtà non è stato cercato in maniera assidua da parte dei compagni di squadra, che poche volte, lo dobbiamo dire con tutta onestà, sono stati capaci di costruire qualcosa di importante, se non a cavallo del 27esimo e 31esimo del primo tempo, l'occasione in cui in quell'occasione il Tiesi era andato vicino alla rete in ben 5 occasioni consecutive in appena 1 minuto e mezzo di gioco. 15 secondi alla fine di questa sfida, ormai possiamo dire che dunque lo Stintino conquista altri 3 punti, quinta vittoria consecutiva nel campionato di promozione, lo fa su un campo difficilissimo, quello della vice capolista del torneo, il Tiesi, lo fa con una organizzazione di gioco da altra categoria, lo fa con un ottimo Antonio Secchi, non tanto per i suoi interventi in termini difensivi quanto per la capacità di dare davvero fiato alla manovra, di far ripartire i suoi compagni di squadra, di rilanciare lungo, grande abilità con i piedi da parte del portiere dello Stintino. Certamente questo è uno degli ingredienti che hanno permesso di giocare con questa personalità la sfida qua sul campo della corazzata Tiesi. Abbiamo intanto abbondantemente superato anche il minuto 50esimo, siamo al minuto 50 e 43 della sfida. Attenzione, un ultimo tentativo ancora da parte del Tiesi e c'è un calcio di punizione che viene fischiato al limite dell'area. Sarà questa con tutta probabilità l'ultima occasione da parte a favore della formazione di Mister Rassu. Cronometro che supera abbondantemente il 51esimo minuto del secondo tempo. Carlo Pintus dunque sulla palla, ma anche Spanu. Pintus sul pallone che viene colpito bene, però finisce alto sopra la traversa. Si chiude dunque così al Comunale di Tiesi, lo Stintino espugna la formazione del Tiesi per 2-0, lo fa con una gara convincente, rete di Pulina al minuto 36esimo del primo tempo, calcio di rigore, poi un'altra bella rete messa a segno da Oggiano, che approfitta di una incompressione tra il portiere e il direttore di gara al minuto 19esimo del secondo tempo. Per lo Stintino si tratta dunque della quinta vittoria consecutiva in questo 2020, tra altri 3 punti che proiettano la formazione di mister Pierluigi Scotto nei gradini sempre più alti della classifica. Per il Tiesi si rallenta la corsa, l'Ilva Maddalena continua a vincere, allunga in classifica, ma insomma il campionato è davvero ancora troppo e tanto lungo. Ringrazio per le immagini, per la parte tecnica il nostro Alberto Tosini, da Mauro Farris il più cordiale buon pomeriggio. Continuate a seguirci sempre su Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.